Stasera avremo il piacere di vedere la prima dello spettacolo Visitors, che vede in scena 13 performer di ogni provenienza, da Italia, Romania, Costa d'Avorio, Nigeria e altri paesi, e metteranno in scena uno spettacolo che si ispira e un po' presenta delle citazioni della famosa serie TV degli anni '80, che per alcune generazioni è stato, diciamo, un momento abbastanza importante per quanto riguarda la televisione popolare. Il calore si diffonde attraverso le braccia, lungo le spalle e il collo. Vuoi andare indietro? 4. I tuoi piedi e le tue gambe diventano più pesanti. Mi sento stanca! 5. Il calore si sta diffondendo a tutto il tuo corpo e sul 6. Voglio che tu vada più in profondità. Io dico 6. Tutto il tuo corpo rilassato sta lentamente iniziando ad affondare. 7. Tu vai sempre più in profondità. La domanda da cui nasce questo spettacolo è: chi è il visitatore? Da dove viene e dove va? Chi si sente visitatore? Di solito chi è visitatore passa e va. In questo caso il visitatore decide di rimanere, e se rimane per quali motivi? Questa è un po' la domanda intorno alla quale si ragiona e si confrontano i partecipanti dello spettacolo. Lo spettacolo che replicherà, e siamo molto contenti di annunciarlo, al Festival di Sant'Arcangelo il 18 luglio e a Roma ad ottobre, e quindi insomma speriamo che i ragazzi traggano beneficio da questa esperienza, sia gli italiani che gli stranieri. L'ospitalità ha qualcosa di magico, trasforma una giornata qualunque in una giornata speciale. L'ospitalità è fatta di gesti, grandi o piccoli. A volte non servono striscioni, bande musicali, fasce tricolore e chiavi della città. Basta uno sguardo o un minimo accorgimento. Abbiamo impiegato 6 mesi di imparare. Io ho iniziato a partecipare al Teatro Magro 2018. Ogni anno loro mi chiamano, Giallo, e quest'anno ancora vogliamo rifare ancora. Loro mi chiamano, vengono. Una cosa che mi piace in questo teatro: ogni anno il teatro cresce, va avanti. Perché l'anno scorso lo spettacolo è bello, ma quest'anno ancora è più bello. Mi piacciono. I miei amici e i colleghi sono ottimi. Mia madre non lo deve sapere. Always between which? Non lo deve sapere, non lo deve sapere. Yet on touch you. Anche la stella! Per ritrovare fiducia in voi stessi e aiutarvi ad essere. Un progetto sicuramente significativo che sosteniamo convintamente come amministrazione, perché oltre a essere un'opportunità di conoscenza, di dialogo, di confronto, anche con un gruppo appunto di ragazzi provenienti da paesi diversi che hanno attraversato un percorso di migrazione forzata, in realtà diventa anche un modo, attraverso il teatro, attraverso la cultura, attraverso l'arte, di costruzione di cittadinanza. Da questo punto di vista il Teatro Magro sta facendo assolutamente un buon lavoro con questo gruppo, e so che lo spettacolo che debutta in questi giorni avrà anche proprio la possibilità di fare un ricco cartellone di repliche durante l'estate. La terra, come una scena, non lascerà nessuna traccia.